Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3, siamo di nuovo in diretta per darvi conto di un'ennesima giornata tutta da raccontare, diversi gli spunti di cronaca, attualità politica con l'emergenza Covid che ormai si fonde, quasi si confonde con tanti altri aspetti della quotidianità. Cominciamo dalle novità di giornata sul fronte regionale, perché oggi in conferenza stampa il governatore Luca Zaia ha annunciato che nei prossimi giorni, ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà il nuovo provvedimento, la nuova ordinanza sul trasporto pubblico locale, ma si tratta di un provvedimento particolarmente delicato perché di fatto stiamo parlando di mezzi pubblici, quindi di assembramenti, stiamo parlando di flussi, questo in vista della stagione autunnale con la ripartenza delle scuole, con questa seconda ondata di contagio che pende come una spada di Damocle sulla testa di tutti noi e soprattutto sulla testa di migliaia di pendolari. Cosa ha detto Zaia? Zaia ha detto che la nuova ordinanza sarà incentrata su una filosofia precisa, sia le mascherine, quindi le mascherine saranno obbligatorie, ma no al distanziamento, questo per garantire la piena capienza dei mezzi pubblici. Questo va in contrasto con le linee guida nazionali, perché di fatto il DPCM e il dibattito nazionale attorno ai trasporti e ai mezzi pubblici parla per l'appunto di distanziamenti per bus e treni, quindi si apre se vogliamo un nuovo fronte, però la bozza è stata inviata al Comitato Tecnico Scientifico regionale per avere un avallo per l'appunto scientifico. Questa la novità, se vogliamo, amministrativa di giornata che arriva all'indomani dell'adozione sempre da parte della Regione dell'ordinanza sulle case di riposo, quindi sull'avvio della fase 3 nelle case di riposo. Si è parlato anche di elezioni, di cassa integrazione per i lavoratori veneti e di INPS, tanti gli spunti, ma faremo poi la sintesi nel corso dei nostri telegiornali. L'altra notizia del giorno che colpisce il cuore dell'imprenditoria veneta e trevigiana è la scomparsa alla bella età di 100 anni di Aldo Toniana. Aldo Toniana è stato uno dei più grandi imprenditori veneti, ovviamente imprenditore della ceramica, ma tanto altro, non solo lo storico marchio, ma anche una vita contrassegnata dall'impegno in politica. Toniana fu partigiano nel 43, guidò la brigata Treviso, poi si occupò di cultura, di sport. Faremo il suo ritratto nel corso per l'appunto dei nostri telegiornali con immagini anche storiche importanti, belle da vedere, un pezzo di trevigianità, di marca che se ne va. E quindi un pezzo anche di manifatturiero, quell'economia che in questi giorni, in queste settimane di post-lockdown sta contando i danni, si sta leccando le ferite. E a proposito di questo, per fare il punto della situazione economica dal punto di vista degli artigiani, siamo collegati con Matteo Ribon, che è direttore della CNA del Veneto. Buonasera, bentornato Ribon. Buonasera a voi, buonasera. Ecco, io comincerei proprio da una battuta su Toniana, perché se ne va un imprenditore importante del nostro Veneto. Sono imprenditori che hanno contribuito a costruire la storia manifatturiera di questa regione. Le chiedo, c'è ancora spazio per dei Toniana o comunque per i grandi nomi? Mi dispiace molto la perdita di Toniana, perché comunque ha rappresentato una famiglia, una storia per il nostro territorio e per tutta una serie di imprese, soprattutto le nostre, che in qualche maniera facevano parte in una relazione con la sua impresa.
E più che altro dobbiamo ricordarci che va ripresa una cultura del rapporto tra l'imprenditoria e il territorio, che è una cosa che negli anni dell'espansione della globalizzazione abbiamo un po' perso e che adesso, in conseguenza anche a quello che è successo, va ricostruito un rapporto sempre più forte. Lo spazio c'è, ci sarebbe, chiaro che sono cambiate le condizioni, è cambiata l'impostazione degli imprenditori, dell'industria di un tempo, però io credo che miscelando aspetti innovativi con un adattamento reale con il territorio ci sia comunque la possibilità di ricostruire delle nuove filosofie che possano dare comunque un contributo a una terra, quella del Veneto, che è radicata nei rapporti, è radicata nella relazione tra gli aspetti economici e sociali, che sono quelli che in qualche maniera hanno guidato anche lo sviluppo di questa locomotiva dei distretti e di tutte le imprese che si sono diffuse poi in maniera capillare in tutto il Veneto. Oggi più che mai c'è bisogno di responsabilità sociale. Se ne è parlato tanto per slogan negli ultimi anni, ma oggi questo dovrebbe diventare un imperativo per molti. Guardi, quando parliamo di responsabilità sociale dobbiamo capire che ci sono 3 elementi che fanno parte di questa idea qui. È una responsabilità sociale, economica e ambientale che è ormai intersecata, e quindi questo tipo di responsabilità qui è quella che in qualche maniera guarda a una nuova idea di sviluppo sostenibile. Per praticarla serve appunto un'attenzione a 360 gradi, quindi che forse una volta diventava ed era un po' naturale, perché alcune persone, avendo vissuto la guerra, avendo vissuto periodi molto complicati, l'avevano connaturata un po' nella loro formazione sociale, politica e storica. Adesso va un po' ricostruita, ma è un elemento che deve guidare una nuova idea di sviluppo, è l'unica che possiamo provare a praticare assieme. Ecco, venendo all'attualità, venendo al dibattito di questi giorni, è terminato da 2 giorni, sono terminati da 2 giorni gli stati generali dell'economia convocati dal Premier Conte. Parafrasando Raf, cosa resterà di questi stati generali, Ribon? È rimasto qualcosa? Lei personalmente è soddisfatto? Si attendeva qualcosa di più? Guardi, criticare a prescindere credo non sia nel nostro stile e non sia neanche necessario in questo momento. Quello che vogliamo pensare è che sia servito a capire gli umori, le proposte, i contenuti che vengono dal territorio e dal mondo della rappresentanza. L'importante sarebbe quello di ascoltare profondamente le richieste e provare a declinarle in maniera pratica nel più breve tempo possibile. Noi a quel tavolo abbiamo presentato una serie di osservazioni. Io credo che le più importanti siano quelle legate alla volontà di snellire un po' gli aspetti che hanno in qualche maniera rallentato lo sviluppo del nostro paese negli ultimi anni, a partire dalla burocrazia, l'alleggerimento necessario e soprattutto un piano di investimenti di rilancio lungo le traiettorie che in qualche maniera possono consentire di rilanciare il paese. In settimane e mesi abbiamo capito quanto le infrastrutture digitali, per cui materiali in un caso e immateriali in un altro, siano la base per poter competere in difficoltà. E a proposito, Ribon, a proposito dicevamo del cuneo fiscale. Sì, no, ma a proposito di tecnologie digitali abbiamo un po' di problemi con il collegamento. Vediamo adesso, ecco, parlava del cuneo fiscale, diceva? Vediamo se riusciamo... Il taglio al cuneo fiscale può essere una misura che in qualche maniera aiuta ad alleggerire uno degli elementi più pressanti, più pesanti per le imprese e i lavoratori,
che in qualche maniera rendono poco competitivo il nostro paese nei confronti degli altri. In questa fase qui diventa essenziale. Oltre a questo ci sono tutti gli aspetti legati poi a quelli legati al fisco, che sono elementi che in qualche maniera pesano nel momento in cui dobbiamo rilanciare. Guardi, la verità è che in queste settimane, in questi mesi, le misure sono state concentrate giustamente a un ristoro, a una misura per cui ammortizzatori sociali e contributi a vario titolo, a fondo perduto, legati poi al contenimento dell'emorragia che si è creata nel paese e nell'economia in questi mesi. Adesso dobbiamo pensare al rilancio, e quando pensiamo al rilancio dobbiamo pensare anche a che paese vogliamo. Un paese che sicuramente deve essere orientato sempre di più all'estero, quindi ritornare anche a valorizzare quelle imprese, quelle filiere che sono poi portatrici di indotto e di ragione nel commercio internazionale, che è un po' la nostra natura e non dobbiamo mai dimenticarlo quando ragioniamo nell'ambito del rilancio. Tra l'altro, Ribon, proprio oggi il ministro dell'economia Gualtieri, lo possiamo vedere anche dall'ANSA, ha ribadito che la priorità va al taglio del cuneo fiscale, quindi alla riduzione del costo del lavoro. Poi sì, si valuterà anche il taglio dell'IVA, che comunque sarà congiunturale, quindi limitato a livello temporale. Questo ha detto oggi il ministro Gualtieri intervenendo a un forum. Il taglio dell'IVA, seppure congiunturale, potrebbe essere una misura utile? Guardi, da un certo punto di vista il taglio dell'IVA diventa una misura utile se si tratta di una misura corposa, per cui deve essere, e molti economisti l'hanno evidenziato, una molto visibile in termini percentuali, perché se non è così non è in grado da solo di contribuire al rilancio dei consumi. Tenete conto che ogni punto di taglio equivale a 4,5 miliardi, quindi stiamo parlando di operazioni molto importanti dal punto di vista economico. Quindi considerarlo nel momento in cui ci sono anche altre leve in grado di sviluppare un'azione di consumo interno. C'è un elemento che collego a questo, che sembra staccato: tutta la partita che riguarda il turismo, che nel nostro paese ci ricordiamo essere uno dei driver fondamentali per lo sviluppo anche delle attività di consumo e legate alla relazione con il territorio e con i consumatori in generale. È un elemento sul quale non dobbiamo dimenticarci di azionare immediatamente delle leve per consentire che l'azione di turismo interno, per cui domestico, consente in qualche maniera di aiutare lo sviluppo dei consumi e di attrarre dall'estero soggetti, clienti e soprattutto stranieri, che in questo caso sono principalmente europei per il nostro mercato in primo luogo, che possono venire qui e spendere le loro risorse nel nostro territorio. Per fare questo bisogna muoversi, perché il grosso dello sviluppo dell'azione turistica si gioca nei mesi da giugno a settembre. Giugno è andato, proviamo almeno questi luglio, agosto e settembre a incentivare e sviluppare azioni di gestione dei flussi e di attrazione dei turisti, che consentano di fare un po' da volano anche per tutta la dinamica del mercato interno. Oggi, tra l'altro, parlando proprio di turismo internazionale, il governatore ha annunciato che nei prossimi giorni sarà diffuso nelle TV tedesche uno spot dedicato al Veneto, e che andrà in onda nel corso prima dei meteo, delle previsioni del tempo delle principali televisioni tedesche. Questo è un buon viatico, secondo lei? Noi riteniamo che la campagna comunicativa sia comunque un elemento essenziale,
e quindi va vista in maniera positiva l'azione di coordinamento che è stata svolta dalla Regione anche in riferimento al marchio Venezia, non tanto per valorizzare solamente la città, ma come elemento attrattivo anche nei confronti di tutto il territorio. Accanto a questo servono altre due cose. Una la citavo prima, è la gestione dei flussi. Fondamentale che nel momento in cui noi attiriamo comunicativamente delle persone dall'estero vadano organizzate e gestite, soprattutto cercando di spostare in alcuni casi i flussi dai concentramenti che abbiamo visto nelle grandi città d'arte piuttosto che nell'area delle spiagge, che sono i punti nevralgici dell'attrattività del nostro territorio, per provare anche a spostarli nell'entroterra e comunque in tutta la regione, e questo è un elemento innanzitutto importante. Il secondo elemento è quello di provare ad aiutare anche concretamente con dei supporti che servono in una fase difficile tutto il comparto turistico e il suo indotto, perché il rischio è che mentre noi gestiamo un'attrattività e anche un'azione di governo dei flussi, ci siano molte imprese che non ce la fanno ad arrivare alla fine dell'anno e saltando potrebbero mettere in discussione maestranze, competenze e un impianto che ha la necessità di preservarsi. Non dimentichiamolo, perché altrimenti se ci perdiamo degli anelli, alla fine qualsiasi azione diventa monca e rischia di non essere sufficiente a ripartire l'anno prossimo ancora più forti. Tra l'altro imprese che faticano, imprese più vulnerabili anche nei confronti della criminalità organizzata. Oggi, perché dico questo, lo vedremo anche nel corso dei nostri telegiornali, si è festeggiato un anniversario importante, i 246 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Abbiamo intervistato il comandante generale del Veneto, delle Fiamme Gialle, che ha lanciato un'allerta importante nei mesi di lockdown, lo vedremo, si sono costituite diverse imprese, 5.000, è un paradosso statistico per certi versi, e tante di queste non sono nate sotto una stella positiva, sono in corso delle verifiche, quindi c'è un rischio concreto di infiltrazioni. Voi come associazioni di categoria state facendo qualcosa, state facendo rete, come affrontate il tema anche dell'accesso al credito, che è uno dei più sensibili? Innanzitutto c'è un'interlocuzione non degli ultimi mesi, ma da sempre con le forze dell'ordine e con le strutture deputate poi al controllo del territorio su questa partita qui. Noi abbiamo sempre avuto una buona interlocuzione per aiutare a presidiare il territorio e anche a fornire dei dati, dei supporti sul fatto che questi fenomeni un po' atipici di aperture e chiusure oppure di movimenti strani possano essere in qualche maniera, nel caso in cui vengono intercettati da nostre segnalazioni, possono essere trasferite. Questa è una prima azione. Ci deve essere poi un'azione collegata da parte delle istituzioni, del mondo bancario, di tutto il comparto di tutela dell'imprenditoria per arginare le infiltrazioni. Per fare questo è necessario che sulla partita, soprattutto del credito, ci sia un'attenzione forte. Noi con i nostri consorzio Fidi abbiamo messo a disposizione comunque risorse, disponibilità e accompagnamento nella relazione col sistema bancario. È necessario che si continui ad avere una particolare attenzione per la piccola impresa, perché questo è uno strumento che aiuta a lasciare soli, evita di lasciare soli gli imprenditori e che possono in qualche maniera cadere in facili tentazioni di soggetti che hanno una disponibilità liquida da inserire all'interno delle imprese, però è una disponibilità che fa del male alle imprese e fa del male al territorio. Solo assieme possiamo arginare questa cosa qui. Non siamo indenni, non siamo immuni da questa situazione qui e nel momento di difficoltà economica è chiaro che le azioni di infiltrazione diventano maggiori.
Ribon, grazie mille, so che ha degli impegni che incombono, la ringrazio, grazie per gli spunti, buon lavoro. Grazie, buon proseguimento. Buon lavoro quindi a Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. E a proposito di legalità, di economia legale, andiamo a Padova, dove anche il comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha festeggiato i 246 anni del corpo, facendo il bilancio del 2019 ormai alle spalle e un bilancio separato, verrebbe da dire così, contabilità separata per quanto concerne i mesi del lockdown. Abbiamo sequestrato oltre 33,5 milioni di euro e fatto proposte per misure cautelari appunto reali per 143 milioni di euro. La Guardia di Finanza compie 246 anni e dopo essere nata nel 1774 come truppa a presidio militare e doganale del confine alpino, oggi è una moderna forza di polizia economica finanziaria con finalità sociali. Importante infatti è colpire nel portafoglio chi non rispetta le regole e recuperare risorse sottratte illecitamente allo Stato. Nel 2019 sono stati effettuati 8.000 interventi per il controllo fiscale dell'economia, con 420 denunce e 17 arresti. Tra i casi più importanti le frodi fiscali nel settore dei carburanti e l'evasione fiscale internazionale. I soldi recuperati possono essere usati per aiutare la società sotto forma di finanziamenti, dalla cassa integrazione alla ricerca, dalla sanità alle imprese. Il recupero di risorse che sono state sottratte all'economia illecita per rimetterle nel circuito pulito sotto forma di provvidenze che la pubblica amministrazione, che lo Stato può erogare ai cittadini sotto forma di servizio sanitario, piuttosto che istruzione, piuttosto che assistenza, piuttosto che aiuti alle imprese che operano correttamente. L'emergenza Covid ha costretto la Guardia di Finanza a reinventarsi. Non potendo più entrare fisicamente nelle aziende, ecco aumentare l'attività informatica, le banche dati, i controlli a distanza. Ci siamo focalizzati soprattutto sulla tutela del consumatore e del sistema economico affinché non ci fossero speculazioni sui prodotti di prima necessità, quali tutti i presidi medici, e per evitare, soprattutto in questa fase, che ci siano infiltrazioni della criminalità organizzata con risorse di dubbia o illecita provenienza. Tra l'altro, un'altra conseguenza economica importante e negativa di questa pandemia del coronavirus è stato il crollo delle vendite di auto. Questo ovviamente ha interessato l'automotive, tutta la filiera dell'automotive, che tra l'altro in Veneto ha una grossa evidenza sia a livello manifatturiero che commerciale con le diverse concessionarie, ma ci sono poi dei risvolti anche di natura amministrativa e finanziaria, perché i passaggi di proprietà delle auto vanno a finanziare le province, gli enti provincia. A Padova per il 2020 si stimavano 32 milioni di entrate l'anno, finora ne sono arrivati 7. Il punto nel servizio con il presidente della provincia Fabio Bui. Crollo delle immatricolazioni di nuovi automezzi in Veneto. Nei primi 5 mesi del 2020 sono stati il 51,45 in meno dello stesso periodo del 2019. Un'altra delle conseguenze del coronavirus. A maggio 2020 in provincia di Padova, per esempio, si è registrato un meno 39,79% di passaggi di proprietà rispetto a maggio dello scorso anno. Le tasse di queste operazioni finanziano le province che ora hanno grandi difficoltà a far quadrare i conti e a gestire, per esempio, i circa 70 edifici scolastici che fanno parte del grande patrimonio dell'ente. La provincia aveva 32 milioni di euro a bilancio, 32 milioni che erano quelli che il gettito che doveva derivare dall'IPT, che è la tassa di immatricolazione delle macchine. Oggi quei soldi ci mancano, siamo arrivati 7 milioni di euro ad oggi, capite che la programmazione per il prossimo anno è difficile. Noi stiamo utilizzando i fondi dell'anno scorso dove la provincia ha messo 8 milioni di euro.
Quindi noi stiamo facendo gli interventi, soprattutto importanti interventi in questi giorni nelle scuole superiori. Fatta questa premessa, il resto è che noi negli ultimi 2 bilanci abbiamo inserito più di metà delle risorse dell'ente per l'adeguamento, la manutenzione, per ottenere il certificato di prevenzione incendi delle scuole superiori. Vi è poi tutto un altro capitolo per gli ampliamenti e per interventi che definirei quasi una tantum, straordinari, perché trattasi di selvatico. Della realizzazione vi invitiamo la prossima settimana alla partenza del cantiere invece del Pietro d'Abano. Queste le parole del consigliere provinciale Bisato, che è anche sindaco di Noventa Padovana. Noventa Padovana che è una comunità in ansia in questi giorni per le sorti di Alex Zanardi, perché Alex Zanardi con la famiglia soggiorna per lunghi periodi a Noventa Padovana. Noventa quindi si è mobilitata, ci sono vari gesti e segni di solidarietà concreta. Il bollettino odierno dell'ospedale di Siena ci dice che Zanardi è in condizioni stabili, ma il risveglio dalla sedazione profonda, dal coma farmacologico è stato rinviato. Questo dice per l'appunto il bollettino medico. Il campione è sempre grave, riduzioni della sedazione saranno prese in considerazione dalla prossima settimana. Fino a ieri si diceva che questa era la settimana decisiva, ma adesso si rinvia probabilmente alla prossima settimana. Chiaramente c'è un'inchiesta che sta facendo il suo corso, gli atti sono al pubblico ministero per capire se quella strada doveva essere chiusa, se sono stati adottati tutti gli accorgimenti del caso per evitare il tragico incidente. C'è non solo Noventa Padovana, ma tutta Italia e non solo che stanno abbracciando idealmente Alex Zanardi, non solo per le sue imprese sportive, ma soprattutto per l'esempio e l'uomo che è. Questo per quanto concerne Zanardi. Poi un ultimo aggiornamento che leggiamo sempre dall'ANSA di tutt'altro tenore arriva dall'Europa. Perché dall'Europa? Perché è stato fissato il 17-18 luglio a Bruxelles il nuovo vertice, teoricamente quello decisivo, ma ormai tutti i vertici sembrano decisivi sul Recovery Fund. Quindi la convocazione è stata fatta in queste ore da Michel, dal presidente belga di turno del Consiglio europeo. Il vertice è rimandato quindi a metà luglio, quando si dovrebbe prendere una decisione su questo Recovery Fund, che poi andrà agganciato al bilancio comunitario 2021-2027. La presidenza a quel punto sarà la presidenza della tedesca Merkel, su cui appunto l'Italia e i paesi soprattutto mediterranei stanno riponendo molte speranze, molte aspettative. Questo il quadro generale. Ritorniamo a parlare di province, di viabilità, di turismo dopo la pubblicità. Di nuovo in studio, di nuovo insieme per continuare questa nostra diretta dedicata ai temi del giorno. Dicevamo, sono tanti, sono tutti sul tavolo. C'è la partita regionale sul trasporto pubblico locale con l'ordinanza in divenire della regione sia sul trasporto pubblico, sul TPL che sul trasporto privato. Le linee guida che sono state definite a livello politico sono state trasmesse al Comitato Tecnico Scientifico Regionale per
per avere il via libera e procedere dal punto di vista amministrativo. Quindi c'è questa partita, c'è poi la partita del turismo con lo spot, con il piano di comunicazione della regione al via. Zaia ha parlato dello spot che sarà diffuso nei telegiornali e nei contenitori delle previsioni del tempo delle principali TV tedesche, perché c'è bisogno, ce lo dicono tutti gli operatori di turismo tedesco. C'è poi la partita europea, lo abbiamo visto prima di andare in pubblicità con il nuovo Consiglio dell'Unione che è stato convocato per il 17 e 18 luglio, e là si dovrebbe prendere una decisione definitiva sul Recovery Fund da agganciare al bilancio europeo 2021-2027. Il ministro Gualtieri è ritornato sulla questione del taglio al cuneo fiscale e dice che si sta studiando anche il taglio dell'IVA, ma si tratta di una misura importante e che non potrà che essere congiunturale, quindi una misura assolutamente a tempo, e anche questa tutta in divenire. Faremo il punto di tutto questo nel corso dei nostri telegiornali, ma adesso andiamo a Belluno con il nostro nuovo ospite, che è Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Buon pomeriggio, Padrin. Buon pomeriggio a voi. Presidente, i temi bellunesi sono tanti. Comincerei dal più caldo. Ieri con la nostra Tiziana Bolognani nel corso dei telegiornali ci siamo occupati della domenica da Tregenda vissuta sulle strade del Bellunese, sulla 27, anche nella zona di Vittorio Veneto. È stato il caos, anche 5 ore di coda per arrivare verso la pianura. Sono tempistiche che nessuno si può permettere. Ma penso che siamo arrivati al limite, no? E allora quando si supera il limite bisogna cercare intanto di capire perché succede questo. E quello che mi preoccupa è soprattutto questa totale assenza da parte della società per le autostrade di comunicare, almeno adesso non lo so se devono comunicarlo al presidente della provincia di Belluno, ma comunque a qualcuno dei bellunesi, che quali sono i tempi di questi lavori, che diciamo sono eterni. Saranno 2 o 3 anni, anzi io penso che da quando è stata realizzata che questa autostrada ha dei cantieri. Ecco, parliamo, Presidente, diciamolo per chiarezza, perché mi sono dimenticato, non l'ho specificato bene, parliamo dei cantieri sulla 27 all'altezza soprattutto di Vittorio Veneto. Ecco, questo da Vittorio Veneto in su fino all'uscita di Belluno. Diciamo che ci sono cantieri ovunque, non si vedono neanche coloro i quali lavorano. Fra l'altro c'è una galleria che è chiusa penso da 2 o 3 anni e vorrei capire quali sono i tempi di conclusione di questi lavori, vorrei capire qual è la situazione reale, quali sono le difficoltà che questo tratto di autostrada ha, in modo da condividere e comunicare alla gente quella che è lo stato di fatto. Questo è quello che noi chiediamo. Ma visto che creiamo un disagio, togliamo i pedaggi, almeno è un segnale che la società per le autostrade potrebbe dare anche in una fase di post-Covid, ma soprattutto in questo modo riesce a calmierare quelle che sono il disagio di stare ore e ore in macchina prima di raggiungere i luoghi di montagna. Aggiungo altro, perché ovviamente perché siamo in una situazione talmente delicata del settore turistico, che è reduce da questi mesi di chiusura che ne hanno minato il futuro. Ci sono strutture che non apriranno più, quindi siamo in una condizione veramente drammatica e c'è bisogno assolutamente di trovare una soluzione. Questo è quello che io in questo momento mi sento di dire, per cui c'è bisogno soprattutto di dare la possibilità alle nostre strutture, ai nostri rifugi, ai nostri alberghi, a tutte le strutture ricettive di poter lavorare soprattutto in fine settimana di bel tempo come è stato quello recente, ma penso che le immagini che state adesso mettendo in onda testimoniano questo. Anche perché, e aggiungo l'ultima cosa, stiamo andando incontro ad a degli interventi importanti sulla statale 51 delle Magna, che comporteranno lì ulteriori ritardi.
allora non è che possiamo aggiungerne ancora. Quindi devo dire che questa situazione va, secondo me, monitorata, ma soprattutto va comunicata la soluzione. Ecco, statale di Alemagna, altro punto critico della viabilità bellunese. Ci sono i cantieri anche in vista dei mondiali, poi magari faremo una battuta anche sui mondiali. Presidente, ci dia un po' la tempistica aggiornata. Ma gli ultimi aggiornamenti, intanto siamo in attesa di un incontro che faremo con il Presidente Gemme, che è anche il commissario delle opere su Cortina, che dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, in modo da creare un cronoprogramma, anche questo per comunicare. L'intervento in questo momento già programmato molto importante è sulla zona poi mia di Longarone, qualche opera è già partita, ma il grosso deve ancora arrivare, soprattutto le rettifiche delle curve, diciamo così, vicino a Castellavazzo e che guardano alla Galleria della Gardona, comporteranno alcuni disagi di sensi unici alternati, alcune chiusure. Adesso alla luce di questo ovviamente potete pensare che inseriamo ulteriori disagi nella viabilità. Allora noi siamo consapevoli che questo sarebbe stata un'estate calda, l'abbiamo sempre detto. È chiaro che se vogliamo avere strade più sicure in condizioni migliori dobbiamo far fronte anche a delle lavorazioni che riguardano ovviamente in parte la sede stradale, quindi dobbiamo sicuramente accettare questo, però non sommiamone di altri. Questo è quello che io mi permetto di chiedere in questa fase qui, che è una fase, ripeto, importante per il futuro di tantissimi nostri imprenditori della montagna, perché noi abbiamo sempre lanciato messaggi di una montagna sicura, di un'accoglienza e di portare i turisti durante quest'estate nei luoghi di montagna, perché li trovano un distanziamento più facile, stare all'aperto, insomma delle condizioni favorevoli. Se poi però non permettiamo loro di raggiungere queste località in tempi dignitosi, dico io, e neanche di tornare a casa in altrettanti tempi, penso che poi la gente scelga altre mete e sarebbe veramente un disastro totale. Ecco, diciamo che le immagini che abbiamo visto non fanno bene al turismo bellunese e al turismo della montagna. Turismo bellunese della montagna che però ha delle prospettive tutto sommato buone per questa estate, rispetto soprattutto ad altri comparti e ad altri luoghi anche dello stesso Veneto. Lei che percezione ha parlando con gli operatori turistici del bellunese? Ma io ho percepito una grandissima voglia di ripartire, un grande entusiasmo e una voglia veramente di ricominciare quello che un po' si è interrotto con questa pandemia del coronavirus. Quindi devo dire che le prospettive sono sicuramente di un ottimismo generale. È chiaro che dipende anche molto dal tempo. Devo dire che giugno è iniziato non bene e devo dire che ci sono state delle situazioni già di difficoltà generale. Adesso c'è un sostegno che sta arrivando dal governo, speriamo concreto, anche in tempi che siano rapidi. Anche gli enti locali adesso si stanno muovendo, cercando di venire incontro a delle situazioni di emergenza anche economico-finanziaria. È chiaro che un bilancio lo potremo fare solamente alla fine dell'estate e primi d'autunno, ma devo dire che c'è una consapevolezza che le cose possono ricominciare bene. Dopodiché bisogna auspicare che tutto non torni e quindi si possa guardare all'altra stagione, che è quella invernale, che per noi è estremamente strategica. Strategica a dir poco, anche perché doveva essere la stagione, forse lo sarà, non lo sappiamo ancora, dei mondiali di sci a Cortina. Il 1 luglio la FIS deciderà se tenerli nel 2021 o farli slittare nel 2022. Qual è la posizione della provincia di Belluno e del territorio, Presidente? Ma c'è un po', devo dire la sincera verità, di apprensione su questa scelta. La FIS si ritrova il 1 luglio e penso che la decisione dovrebbe essere comunicata il 2. Noi abbiamo fatto la scorsa settimana anche un comitato di indirizzo della Fondazione Cortina 2021 per cercare un attimino di capire qual è lo scenario che ci si prospetta davanti. Devo dire che è uno scenario che presenta sicuramente alcuni rischi, perché qualora si decidesse di non posticiparli e a dicembre o nel mese, diciamo così, di fine autunno, i primi d'inverno, un ritorno del coronavirus, c'è veramente un rischio anche di un danno economico non di poco conto, per cui la scelta di posticipare al 2022
è la scelta più giusta e logica. Purtroppo il 22 è l'anno delle Olimpiadi di Pechino e quindi noi ci troveremo ad organizzare questo evento qualche settimana dopo le Olimpiadi. Anche dal punto di vista dei diritti televisivi ovviamente questo fa perdere un po' di appeal e di attenzione attorno a questo evento. Quindi diciamo che la discussione è in atto, io sono fiducioso che ci sia lo spostamento al 2022, anche perché poi non è che ci restino molte date, perché il 2023 è già assegnato alla Francia e potrebbe restarci il 2024, ma ci troviamo di fronte, capite, a 4 anni, a 2 anni prima poi delle nostre Olimpiadi, e quindi penso che anche questa sia una scelta che non verrà neanche presa in considerazione. Però devo dire che da parte nostra e da parte di tutti c'è un po' di apprensione, devo dire la sincera verità, perché questo ha in ballo delle questioni economiche molto importanti. Diciamo, Presidente, ecco, che il quadro astrale, mi perdoni il termine, non è proprio positivissimo, è un bel dilemma oggettivamente questo dei mondiali di sci, e sicuramente lo seguiremo, vedremo fra poco meno di 10 giorni cosa deciderà la FIS, perché poi uno degli obiettivi saranno le Olimpiadi del 2026, ora mai più da un certo punto di vista. Sono le Olimpiadi, ecco, lei le Olimpiadi, le chiedo, le vede più come un fine per il territorio bellunese o un mezzo? No, questo è un mezzo, è un'opportunità che non possiamo non cogliere sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, e secondo me di lavoro ancora ce n'è moltissimo da fare. Quindi sul tema della viabilità adesso è stato presentato il piano Olimpiadi, che porterà sul nostro territorio oltre 300 milioni di euro, che è una somma sicuramente consistente, ma mi auguro possa essere rimpinguato con qualche risorsa in più per sistemare altre situazioni che vedono le nostre infrastrutture sicuramente indietro rispetto ai concorrenti vicini, e quindi su questo c'è bisogno veramente di fare gli investimenti. E poi sono convinto che bisogna fare anche degli investimenti proprio sulle strutture ricettive, in particolare quelle di Cortina, dei paesi vicini, perché c'è bisogno di crescere da questo punto di vista, in modo da poter dare la possibilità a chi verrà a visitarci di lasciare sul terreno queste Olimpiadi. Devono lasciare un qualcosa che poi guarda al futuro. Adesso, senza fare paragoni con le Olimpiadi del 56, sempre di Cortina, dove Cortina ha vissuto poi di rendita per diversi anni, ecco, non è possibile purtroppo un paragone del genere, però penso che dobbiamo gettare le basi affinché tantissime delle opere che verranno realizzate per questo fine, cioè le Olimpiadi, possano poi diventare il mezzo per un futuro che possa essere decisamente migliore per il territorio provinciale. Presidente, un'opera su tutte che lei ritiene strategica, non solo per le Olimpiadi, ma per far rimanere i bellunesi nel bellunese e nella montagna bellunese? Intanto io ho sempre detto che il problema infrastrutture è il problema, e le due grandi opere sono la variante di Longarone e la circonvallazione di Cortina. Sono due opere di estrema strategiche, perché vanno a risolvere lo snodo di Longarone, che purtroppo è lo snodo che ormai tutti conoscono come il punto dove si creano soprattutto delle code interminabili. Questi interventi che verranno realizzati adesso, diciamo così, in prospettiva mondiale, purtroppo non finiti per i mondiali, aiuteranno a migliorare la condizione ma non a risolvere il problema. Anche Cortina penso che abbia bisogno di una circonvallazione adeguata, perché non è possibile far passare tir e camion per il centro di una cittadina come Cortina, che è veramente un gioiello che ha bisogno anche qui di interventi strutturali importanti. Quindi devo dire che il tema infrastrutture è il tema principale da risolvere nel nostro territorio. In questo modo riusciamo a garantire una maggiore diminuzione delle distanze, che sono causa di tantissimi problemi anche legati allo spopolamento. Quindi devo dire che questo è il principale. Poi c'è la fibra, ci sono tantissimi altri aspetti. Infatti io ieri ho organizzato un tavolo delle politiche attive, ho messo attorno, scusate il gioco di parole, un tavolo, la ripetizione, la Camera di Commercio, tutte le associazioni di categoria, tutto il mondo sindacale, per cercare, Veneto Lavoro, per cercare di fare una fotografia della situazione attuale, ma soprattutto di guardare, oltre al post-Covid, delle strategie per il futuro del nostro territorio.
Le faccio un'ultimissima domanda, lei è uno sportivo, calciatore, ex calciatore, conosce bene il mondo dello sport. In 10 secondi, perché andiamo in pubblicità e abbiamo il TG regionale, cosa si augura per Alex Zanardi e cosa rappresenta per tutti noi Zanardi? Ma penso che Alex, dopo l'infortunio che ha avuto, è diventata un'icona della persona che nella sfortuna è riuscita a trovare la forza, l'energia, la determinazione per ricominciare una nuova vita anche a livello sportivo. Quindi è un esempio straordinario, soprattutto per i nostri ragazzi, ed è la dimostrazione proprio che chi ci mette passione, anima, cuore e determinazione può raggiungere dei risultati anche con delle difficoltà fisiche come ha avuto Alex. Quindi mi auguro che veramente tutto si possa risolvere per il meglio e possa tornare con la sua handbike a girare ancora per le strade e conquistare tantissimi altri allori, anche se la situazione, da quello che vedo, sicuramente non è tra le più semplici e ci sarà anche, mi auguro che tutto vada bene, anche un lungo periodo di recupero. Presidente, grazie davvero, buon lavoro. Arrivederci, grazie e buon lavoro a Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno. Siamo alle battute finali, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Subito dopo la pubblicità il telegiornale regionale. È tutto, grazie, a dopo.